Buongiorno, ben arrivati a questa nuova puntata di Messede che Sitake, una trasmissione di enogastronomia friulana dove cuciniamo e aspettiamo un ospite. Oggi abbiamo degli ingredienti particolari perché l'ospite è vegetariano. Abbiamo del burro a temperatura ambiente, 2 etti e mezzo di farina, 70 g di zucchero, un etto di mandorle pelate e tritate o farina di mandorle, un po' di sale e della vaniglia. Io uso quella impomata, ma va benissimo anche la bustina. Ci vediamo tra poco con la ricetta. Pronti? È buona cosa avere qualcosa di artigianale da offrire agli ospiti quando vengono a cena o anche da regalare in piccoli sacchettini quando ci sono delle occasioni particolari, tipo il Natale, la Pasqua. E in Friuli abbiamo tantissimi biscottini da poter fare. Quelli che facciamo oggi sono i kifel alla vaniglia. Con pochi ingredienti, molto semplici, abbiamo della farina 00, burro, farina di mandorle, zucchero, dello zucchero a velo, un po' di sale e della vaniglia. Sono pasticcini dell'arte biscottiera austriaca e sono state austriaca perché comunque anche in Friuli, perché in Friuli abbiamo avuto comunque una dominazione austriaca per un determinato tempo e questi pasticcini arrivano quindi dall'arte pasticcera austriaca perché comunque in Friuli abbiamo avuto una dominazione austriaca per un determinato tempo e sono stati realizzati quando c'è stata la vittoria di Vienna sui turchi assieme ad altri tipi di dolci e pani, sia dolci nel senso di pasticcini dolci ma anche dei pani dolci e fanno parte di quel gruppo di prodotti come per esempio i kifel con le patate, ma oggi facciamo quelli con le mandorle. Faremo quindi una pasta frolla semplicemente mescolando gli ingredienti. Come al solito io preferisco averli pesati in anticipo di modo che nel momento in cui vado a lavorare non mi devo preoccupare con le mani magari imburrate o infarinate di andare a cercare gli ingredienti che mi mancavano. Per chi preferisce usare dei robot da cucina sarà sufficiente utilizzare la funzione pulsata, quindi non frullando così costantemente, ma facendo fare dei piccoli scatti. Ci sono anche chiaramente dei robot da cucina che hanno la funzione impasto, quindi come preferite, ma anche così semplicemente a mano senza sporcare tante cose. Si tratta di far assorbire il burro, dopodiché gli daremo una forma a mezzaluna. Come vedete qui sulla spianatoia 1 metro, proprio 1 metro da muratore, molto, o da falegname insomma, perché preferisco che i biscottini poi vengano tutti uguali, quindi non so, decidete voi la misura che vi sembra più adatta, perché se volete intingerli per esempio in qualche vino liquoroso dovranno essere piccolini, adeguati ai bicchieri. Io di solito rimango sui 10-12 cm di lunghezza e con uno spessore come un dito mignolo circa. Quindi ci siamo, gli ingredienti si sono mescolati. Ecco qua, prendiamo un po' di farina extra, come al solito, per spolverare il piano di lavoro. Qui di fianco ho una teglia già coperta con della carta forno. Diamo un'ultima impastatina e cominciamo a formare dei cilindretti. Non lo so se si nota, in telecamera si vedono dei piccolissimi puntini scuri che sono dati dalla vaniglia in crema. Se non vi piace che si veda la vaniglia, semplicemente sarà sufficiente usare la vaniglia quella in polvere. Quindi l'impasto è pronto, lo mettiamo lì da parte. Se preferite farlo riposare un po',
affinché il glutine si redistribuisca, ma si possono lavorare anche così. L'unica accortezza, una volta che sono stati preparati e messi in teglia, vanno lasciati in un luogo fresco un paio d'ore, di modo che durante la cottura si mantenga la forma della frolla. È un biscotto che potete far fare anche ai vostri bambini, perché come vedete è veramente semplice. Io adesso vado vicino, più o meno lo spessore è quello di un dito, con un coltellino, seguendo il metro, andiamo a tagliare circa 10 cm. Ecco qua. Un ultimo tocco, li mettiamo a mezzaluna e via sulla teglia, così, semplicemente. Mezzaluna o ferro di cavallo, chiaramente mezzaluna è la forma che si dice proprio perché sono stati realizzati per questa vittoria sui turchi. L'unica attenzione, se pensate di volerli utilizzare per inzupparli con un po' di vino, non so, tipo il nostro Piccolit o il verduzzo, i buoni verduzzi delle nostre zone, allora questa mezzaluna così stondata potrebbe non passare nel bicchierino, quindi regolatevi un po' voi anche con la vostra fantasia. L'originale sarebbe questo. Mese che si tacche è una trasmissione di friulanità, come ho detto già più volte, e voi vi chiederete come mai oggi faccio dei dolcetti austriaci. Per questo semplice motivo facciamo tante cose che provengono da est, da ovest, perché abitiamo in una zona di confine. Ma magari li faremo in un'altra occasione. Ci sono tanti dolcetti tipici delle nostre tradizioni. Per esempio ci sono i colaciuc della Val Raccolana, che sono dei biscotti che sono stati recuperati da una vecchissima ricetta e li stanno rifacendo appunto in quelle zone da poco tempo. Qualche giorno fa io ero andata a Nimis. Tutti conoscete Nimis, è una zona, la zona del Ramandolo, così chiamata, e io mi ricordo di certi biscottini di Vigli de Frare, e si chiamavano i vuesus di Nimis. Ora, la ricetta dei vuesus di Nimis è segreta, ma ha una storia bellissima. Pensate che il forno di Vigli de Frare, o Luigi Grassi comunque, veniva chiamato così perché, allora, comincio un po' da capo, nel 1420, quindi pieno medioevo, c'era, e ancora c'è, una chiesa dedicata a due santi. Nel 1420 i frati decisero di abbandonare la zona perché troppo soggetta a incursioni e quindi ritenuta poco sicura, e la famiglia di Luigi Grassi decise di rilevare il forno. All'interno di questo forno venne trovata la ricetta dei vues, che erano dei pani lunghi, tipo dei bastoncini, tipo dei savoiardi per capirci. E cominciarono a produrli. Nel tempo questa ricetta diede vita ad un biscotto favolosamente perfetto per fare il tiramisù e per essere inzuppato appunto nel verduzzo di Ramandolo. Tanto che quando ero ragazza per me era proprio una cosa molto carina terminare il pasto con un calicetto di verduzzo di Ramandolo e con i vuesus di Nimis. Perché Vigli de Frare? Perché al tempo la moglie al tempo, quindi parlo di 1500, 1400, insomma, la moglie di Luigi, un donnone, usava indossare un saio da frate con appunto il cordone, no? Quindi saio di frate su una donna, le frare. Questo nome, Luigi Grassi, è arrivato fino ai giorni nostri, tanto che fino a pochi anni fa c'era il forno sempre di Luigi Grassi, perché ogni generazione ha tramandato il nome Luigi al figlio maschio che poi portava avanti anche il forno. Una cosa che mi dispiace molto è che questo forno oggi è chiuso, perché stanno aspettando di trovare un panettiere bravo, onesto,
che voglia portare avanti la tradizione. Quindi i Colacciuz stavano scomparendo, quelli della Vallaraccolana, i Vuesus di Nimis ad oggi non vengono prodotti. Ed è un peccato perché è come andare in giro per l'Italia, ordinare un calice di vin santo, ma i cantucci non vengono fatti più. Quindi sarebbe bello, comodo e furbo, secondo me, che qualcuno si occupasse di questi forni chiusi, perché il forno di Luigi Grassi al momento è sì chiuso, ma c'è dentro tutta l'attrezzatura. Quindi così, un appello, lanciamo un appello anche ai nostri chef che vanno tanto in giro per il mondo, vengono riconosciuti per la loro bravura e magari non sanno che in regione avrebbero delle opportunità così belle. Mentre chiacchieravo io ho terminato di riempire la teglia, quindi io oggi li cucinerò direttamente e vedrete che un pochino perderanno la forma. Quindi quando li fate voi a casa un paio d'ore al freddo e poi a 160 gradi in forno anche statico per 15 minuti. Ci vediamo tra poco. Per questa ricetta dei kiffel alla vaniglia ci servirà 250 g di farina 00, 200 g di burro morbido, 100 g di farina di mandorle, 70 g di zucchero, mezzo cucchiaino di vaniglia in crema o una bustina di vaniglia in polvere e un pizzico di sale. Arrivo! Ciao Mauro, benvenuto! Mandi, ciao, buondì. ciao, buondì. Senti, io ho quasi finito di prepararti i biscotti, lei è Perla. Ciao Perla! La diva della trasmissione. Guarda, i biscottini adesso ci vuole un momento perché si cucinino, possiamo accomodarci Volentieri. e così facciamo una chiacchierata nel frattempo. Siamo qui con Mauro Tubetti, in arte DJ Tubet, friulanissimo doc, nato e cresciuto in regione, ma la tua carriera, cominciata nel 1998, ha varcato ampiamente i confini regionali e nazionali. Ti faccio una domanda io? Sì, dai. Allora, tutti noi da piccoli abbiamo dei sogni e tu hai portato la hip hop pedagogy, giusto? Si dice così, nelle scuole. Questo, nella tua veste di così, autore, giusto? È un sogno che avevi da bambino di avere la musica a scuola o è nato dopo? Raccontami com'è nato il tuo sogno, il tuo progetto. Il sogno di essere un musicista o fare qualcosa nella musica c'è sempre stato, però appunto friulano doc e anche contadino doc. Okay. La cultura diciamo era un po' non tanto musicale, c'erano 2 cassette, i Beatles e Gianni Morandi, e la terza era Sdrindule. Questo era il background. E quindi quando chiedevo, ma vorrei una batteria come regalo quando ero bambino, niente, dovevo accontentarmi dai busuloz e battere con i mestoli. E quindi poi ho fatto gli studi, ho fatto l'agraria, le superiori, poi ho fatto un po' di lauree in campo psicologico e pedagogico. Però sempre ho tenuto la parte della musica come interesse predominante. Quando poi sono andato nelle scuole per via dei miei studi, quindi dovevo fare per davvero l'insegnante, questa cosa un po' mi strideva, no? La mia anima da rapper usciva perché i ragazzini mi chiedevano dai facci un freestyle, facci vedere ricreazione della breakdance, ma hai lo skate davvero nel cofano della macchina? Sì. E allora ho visto che in realtà la mia parte artistica non doveva essere divisa dalla parte di insegnante, quindi ho iniziato a insegnare con il rap, prima facendo parallelismi fra la poesia, le villotte e il rap, e poi iniziando proprio a rappare in classe, anche durante le lezioni. Poi ho sviluppato questa idea fra i primi in Italia di usare appunto tutto il panorama della cultura hip hop per montarci sopra un insegnamento, molto spesso la lingua friulana, ma anche attività più sociali come ricercazioni sul bullismo, lavori nella diversabilità, tutto quello che può essere innestato, con la scusa che sono rapper, no? I ragazzini si aprono e quindi si riesce a fare delle indagini, ma anche a vedere quante concetti chiavi in base alle parole che loro mi danno per improvvisare entrano, quindi
è un trucco che va bene per aiutare la scuola convenzionale in realtà. Oh, bello, perché comunque tu usi un linguaggio dei ragazzi, dei giovani, per entrare, anzi tra l'altro usi il friulano, oltre che il linguaggio dei giovani usi anche il friulano. Tu usi il friulano per mantenere una lingua minoritaria o anche perché ha un sound proprio adeguato alle altre lingue che utilizzi nelle tue musiche? Beh, uso il friulano da sempre perché Sì? ho iniziato sempre col bilinguismo più friulano che italiano, perché la mia prima lingua è il friulano e l'italiano l'ho imparato all'asilo, quindi mi risulta un po' più difficile. Però, come anche nel CD che vi mostro, Fin cumò, fin DJ como Tubet. par furlan, anche scritti in furlan Cadaur. E qua ci sono 14 canzoni e 14 lingue, quindi uso sempre il friulano all'interno di altre lingue, proprio perché quando esco dal Friuli mi dicono sei bravo ma non si capisce nulla. Allora ho detto, ben, vi frego io stavolta, vi metto altre lingue che non avete mai sentito vicino a lingue che la gente conosce come l'inglese o il francese o l'italiano, in maniera che tante volte ci si sente spaesati anche con altre parti del mondo, anche non europee. In questa maniera si ha un po' meno paura della nostra lingua. Insomma, è un giocare a farsi capire, a non farsi capire, ma dal punto di vista sonoro il friulano spacca di più, tra virgolette, Dai. dell'italiano perché ha vocali consonanti vicine, molto più vicine alle lingue dei ghetti americani o le lingue dei giamaicani, mentre l'italiano è un po' più difficile da ritmicare. Per quanto riguarda chiaramente la tutela, i valori, io cerco di fare un tutt'uno, no? E di imitare questi rapper o questi cantanti del reggae come Bob Marley, quindi non limitarmi a usare queste culture, ma usare la mia cultura all'interno di queste per farla uscire, quindi dalla lingua ai colori, come si vede Sì. nel disco, il giallo, blu e rosso, quindi la nostra bandiera pace e guerra sempre continua. Sì. Poi ai messaggi, qua appunto si vede la F che faccio con le mani. Sì. Che Che poi la fai anche con un altro dito quando sei arrabbiato, ma sì, che sono vero? la trasposizione dei messaggi in codice delle gang, però ho pensato al Friuli, noi siamo una gang, si dice adesso in Quindi furlano. Friuli, Sì, quindi la F di Friuli. certo. E poi anche nei vestiti, appunto. come Furlans tempo, do it better, beh va bene, ci sta. c'è un po' un legame Super. con i vestiti rap della mia epoca, ma anche con le aziende di qua, del territorio, che producono vestiti, ma anche messaggi friulani. Quindi cerco di far conoscere tutta la cultura, compreso anche la cultura più sotterranea, quindi la musica antica delle villotte, la musica medievale, ma anche qualche lieve messaggio e ricordo del panorama aquileiese, quindi come un po' Bob Marley ti faceva conoscere la mistica rastafariana, io cerco di darti delle pillole del cristianesimo antico aquileiese o comunque di darti anche un messaggio che sia un po' anti-rap, no? Non il rapper bullo, Sì. il messaggio criminale, ma un rap positivo che può sconfinare anche in qualcosa di echeggiante e mistico, perché questi nostri territori favoriscono la solitudine, secondo me è una poesia interna, se vogliamo, religiosa, e quindi cerco di essere un rapper con la faccia da bravo ragazzo, niente tatuaggi, niente Dai. criminalità, niente droghe, niente. Infatti tu hai nominato Bob Marley e così nella mentalità comune ti viene in mente questo viso, no? Che fuma qualcosa, insomma, e tu invece sei un rapper. Io ho letto questo, 3x free, nel senso ci sono 3x free, nel senso che sei esente da queste 3x. Sì. Vuoi raccontarci qualcosa di queste 3x che tu preferisci, insomma, non frequentare? Esatto, sì, io ho frequentato molti mondi nella mia carriera, ma anche nel mio circuitare mi sono sempre buttato nell'umanità andando incontro, appunto prima parlavamo di diverse abilità, cioè cercando di entrare in tutti i panorami dove l'umanità si vede in maniera più forte, quindi anche con gli immigrati, eccetera, ma anche nel panorama un po' più vero, brulicante, che era appunto il contesto dei centri sociali e anche il contesto un po' dell'inizio di certa cultura friulana, pensiamo ad esempio a Usmis, al centro sociale, e lì
ho incontrato questo fenomeno anche un po' all'agraria dello straight edge, che significa linea dritta, e deriva dal punk, un po' ancora straight edge, qualcosa di punk rock. Va bene. E di tutto quel panorama lì, diciamo, ribelle, mi è piaciuta questa forma pulita di vivere quella cultura lì, e quindi queste 3X stanno per non bere, non fumare, non avere rapporti promiscui. È nata all'interno degli anni '80 come ribellione al disfattismo dei punk. Poi si è estesa anche appunto dagli anni '80 ad adesso, questa cultura abbraccia anche chi non è punk, come io non sono punk. Diciamo culturalmente. Sì, certo, ogni cultura ha il suo lato, diciamo così, le due facce della medaglia, no? Chiaramente, quindi che sia punk, che sia reggae, che sia freestyle o rap come te, insomma, purtroppo è sempre stata, no? Le due facce, quindi, e tu hai preferito la faccia senza le 3X, ecco. A proposito di senza 3X, io ti devo chiedere un attimo di pausa perché sei anche vegetariano. Sì. E i tuoi biscotti vegetariani sono quasi pronti. Permettimi un attimo Super. che li sforno. Sono pronti. Li mettiamo un attimo a raffreddare e ritorniamo a chiacchierare assieme a Mauro. Ok, i biscotti non li ho bruciati perché ascoltandoti veramente mi ero un attimo persa, perché è piacevole questa cosa di unire la religione del Friuli antico, la lingua friulana, e inserirla in un contesto talmente attuale con cui arrivare ai giovani. A proposito di giovani, tu sei molto più giovane di me, tanto che ti sei sposato da poco. Sì. Brilla la fede. Ieri ero a Nimis, il tuo paese, e ho visto insomma questi posti, ho visto anche l'antica chiesa di San Gervasio e Protasio, sì. E ancora si ricordano il tuo matrimonio perché è stato un po' particolare, ce lo vuoi raccontare? Sì, perché non sono l'unico e non sono neanche il primo, però nel mio paese per il rito civile sono il primo, perché voglio ricordare che tanto hanno fatto per la lingua friulana i preti, e in particolare nel mio paese Don Rizzieri, quindi lui è solito celebrare messa in friulano, quindi anche qualche matrimonio gli sarà sicuramente, tra virgolette, scappato. Comunque come rito civile sono stato il primo. La particolarità è che la mia moglie è colombiana e quindi è arrivata qua in Friuli 8-9 anni fa, e dalla Colombia, una delle città più grandi, è arrivata, pensate dove? In una frazione di Ovaro, in Carnia. Quindi l'impatto con l'inverno e col Friuli e il friulano sì. da subito, quindi lei lo capisce naturalmente, e quindi abbiamo deciso di fare il rito in friulano. Ottimo. Tutto completamente in lingua friulana. In lingua friulana, ma comincia anche a parlarlo un po' o no? È un po' qualcosina con me, sì. Comunque riesce a capire. Come anch'io riesco a capire lo spagnolo, però chiaramente usiamo più l'italiano fra noi. Boh, vi manderemo a Catine a fare un po' di... Cosa dici? Un tecnicorso. Allora, purtroppo il tempo anche oggi è stato tiranno. Io voglio ringraziare Mauro perché è stata una bellissima scoperta, insomma lo conoscevo già, ma insomma averlo qui davanti e poter fare una chiacchierata è stato veramente bello. E tra poco assaggeremo i biscottini, non dimenticando i biscottini di cui ho parlato prima, i Buesos di Nimis, anche perché Mauro appunto arriva da Nimis. Quindi per oggi vi saluto, Maman e Tegnissi Cont. Mandi. Aspetta. Dai, ora mi subite un. Ecco, speriamo che siano buoni. Sede, che si tacche!